Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, 24, 25 e 26 giugno, Festival della Quercia ad Ariano nel Polesine, in particolar modo nella località San Basilio di Ariano. Seguiamo la serata di venerdì 24 con i Cantaluni in concerto. Una serata importante, interessante, in uno scenario fantastico come la chiesa di San Basilio. Un festival della Quercia, 3 giorni di musica, di cultura, di arte, 3 giorni per ricordare la Quercia perché crediamo che abbia importanza ricordare il valore delle tradizioni locali e questo luogo e la nostra Quercia sicuramente hanno tanto da raccontare in tradizioni locali, ma un modo per ricordare e aumentare il valore della cultura dei nostri territori, e questo sito di cultura e di storia si palpa, siamo sopra della storia, del passato, stiamo appunto cercando di dare valore e fare conoscere la storia di questi luoghi, la storia dei nostri territori. Ecco, per me e credo anche per molti arianesi con la Quercia si vive lo stesso sentimento, nel senso che è una pianta che era una pianta che ha caratterizzato, faccio fatica ancora a usare il passato, era una pianta che ha caratterizzato la vita di molti di noi. La pensavamo eterna, ognuno di noi pensava insomma che mai avremmo pensato di vedere la Terra e così insomma quando poi dopo è caduta abbiamo avuto, diciamo così, dovuto elaborare quasi un lutto. E quello che come amministrazione stiamo cercando di fare non è ovviamente solo quello di fare il festival per fare 3 serate di musica, ma è quello di perpetuare il ricordo di una pianta che può raccontare il territorio attraverso i cerchi dei suoi anni. I 3 artisti di questa sera. La voce della serata è Barbara Giorgi, che fa parte del progetto Cavranera, un progetto musicale per la valorizzazione delle musiche e dei canti popolari dell'Appennino e del Nord Italia. Canta nel gruppo vocale Heinrich Schutz e inoltre suona nel gruppo carinistico La Bella Bologna. Laura Francaviglia è diplomata in chitarra classica, insegnante di strumento e musicoterapista. Inoltre realizza corsi di formazione per insegnanti, collaboratori musicali per bambini. È una studiosa delle tradizioni musicali della sua terra originaria, che è Catania, e questa passione l'ha spinta a indagare le radici della musica siciliana, portandola anche in Egitto e in Turchia. Da 3 anni dirige la Banda del Buco, formata da 25 strumentisti. E infine Fabio Galliani, che suona l'ocarina da quando è nato. E noi che, appunto, come diceva l'assessore Vidali, grazie alla famiglia Fecchio di Grillara, siamo orgogliosamente terra dell'ocarina, non potevamo non ospitarlo. Infatti è nato e cresciuto a Budrio, dove l'ocarina è stata inventata nel 1853. Qui un altro ospite, un ospite d'eccezione, eccolo là che si sta alzando. Un applauso per Benvenuto Fecchio. Ora, per la cronaca, molte delle ocarine che ho suonato questa sera, tra cui anche questa ad esempio, le ha costruite lui, quindi l'applauso va anche al costruttore. Vi salutiamo con un brano che è molto particolare, molto legato anche alla storia di Benvenuto, perché si chiama Il mio fiume e l'ho scritto, una cosa molto semplice per la verità, una decina d'anni fa circa,
forse anche un po' di più, nel 2010 ci eravamo conosciuti da poco, e in onore di Idelmo, il papà di Benvenuto, che è stato anche l'iniziatore di questa bellissima tradizione di fischietti ed ocarine del Delta, che adesso Benvenuto sta portando avanti, lui è un vero fiore all'occhiello del vostro territorio, è diventato un'attrazione turistica vivente, la nuova Quercia praticamente. Vi proponiamo un arrangiamento inedito del Mio fiume che abbiamo realizzato questa settimana.